Andrebbe certamente almeno spiegato al pubblico che assiste alle proiezioni il campeggiare di due svastiche nel videomapping, la cui proiezione è in corso sulla parete frontale della stazione centrale ha urtato la sensibilità di molti agrigentini e utenti social, sfociando in una netta dichiarazione di dissenso del segretario provinciale del PD Nino Cuffaro e del Codacons. Il video che viene proiettato ripercorre 2600 anni di storia della città in vista di Agrigento 25, ma produttori, registi, insomma gli ideatori hanno pensato di ricordare che la città aveva attraversato le guerre e simboleggiarle con due svastiche. Una scelta apparsa a tanti un po' eccessiva, specie se si considera che i nazisti non ebbero una lunghissima presenza in città e qualcuno ha anche pensato che, date le molteplici testimonianze di architetture fasciste, si possa aver confuso l'idea di svastica con fascio littorio. Tutte ipotesi le più disparate, ma le svastiche ci sono e il segretario del PD non ha gradito, come detto, affermando: se era proprio necessario inserire nel video questi due simboli del nazismo, seppur inquadrati in un contesto storico e in un momento nel quale le frange dell'estrema destra inneggiano al fascismo e al nazismo con una maggiore presenza sulla scena politica europea, a me, ha concluso, la scelta non piace. E anche Giuseppe Di Rosa del Codacons non risparmia critiche, affermando che è qualcosa di inappropriato e offensivo e chiedendosi se si tratta di una svista o di mancanza di supervisione per un progetto costato quasi 150.000 euro e che, evidenzia Di Rosa, rischia di trasformarsi in un boomerang, mettendo in dubbio la cura e l'attenzione con cui vengono gestiti i progetti legati alla cultura e all'immagine della città.